Io rappresento il sindaco di Cagliari, al di fuori dalle battute, con un intervento che cerca di essere una sintesi fra il pensiero del sindaco di Cagliari e il mio pensiero. Mi auguro, spero che sia una sintesi felice. Se questo non fosse, abbiate pazienza e perdonatemi. Volevo dirvi che la città di Cagliari è certamente l'istituzione locale più importante della Sardegna, sotto il profilo politico, sociale, economico e culturale. Un ente locale nella sua definizione giuridica, territoriale ed etnica. È opportuno fare questa puntualizzazione perché la città di Cagliari e gli altri comuni della Sardegna, in tutto sono 377 per il 92% di piccole dimensioni e con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, sono uniti da un unico cordone ombelicale, ciascuno con la propria specificità, e sono vere e proprie cellule staminali dell'autonomia e del federalismo. È un concetto, questo, che mi piacerebbe trovasse concreta attuazione in Sardegna, come modello, questo del quale ho parlato, modello in sede nazionale ed europea, nelle tre dimensioni che oggi identificano quelle che sono le nostre istituzioni. Infatti sono convinto che nel federalismo, ahimè, Presidente Melis, quante volte ci siamo scontrati su questo argomento, ma soltanto i paracarri non cambiano opinione né si muovono, sono convinto che nel federalismo è racchiuso il destino della nostra isola, il progresso della Sardegna, del Paese e dell'Europa. Gli esempi positivi non mancano, tanti stati federali, gli Stati Uniti, la Germania, la Svizzera, fra le realtà più progredite che esistono nel mondo. Come tutti sappiamo, nel processo storico dell'unità nazionale la Sardegna ha avuto un ruolo fondamentale, essenziale nel concetto stesso della unità nazionale. Ciò ha comportato per noi sardi, sacrifici notevoli in termini di progresso, di sviluppo, la insularità, le difficoltà che abbiamo sempre affrontato e che stiamo affrontando adesso, gli stessi che ancora oggi noi sardi denunciamo come debiti nei confronti dello Stato, ma anche e soprattutto con contributi culturali, scientifici, politici e giuridici dei quali è impregnata la stessa civiltà giuridica e istituzionale del nostro Paese e di molti popoli europei. Non a caso, voi sapete, scusate se faccio una digressione, ma ogni tanto mi faccio portare, non voglio paragonarmi al Presidente Melis, voi sapete quella che era la mia posizione personale, se non lo sapete io non ero preconcetamente favorevole alla lingua sarda, però mi rendo conto che oggi la lingua sarda ha una cattedra in Germania, che la lingua sarda o il sardo è studiato in Giappone, che il sardo, Presidente, me lo consentirete, una digressione rispetto all'intervento che mi sono preparato, che il sardo deve essere non una cosa imposta per legge, deve essere una cosa che noi tutti viviamo, che i genitori devono insegnare ai propri figlioli, che da insegnare ai propri nipotini, una di quelle cose che deve rendere viva, importante la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione. Non potrei continuare in questa analisi e altri certamente lo faranno molto meglio di quanto sto facendo io con questi pochi appunti, per segnare tutte le tappe storiche e politiche del federalismo per la Sardegna. Limito perciò la mia esposizione, la mia riflessione al contesto attuale che vivono i comuni della Sardegna e con essi la città di Cagliari, in questa regione e in questo nostro Paese, che concepisce il federalismo come perno capace di regolare i processi di crescita e di sviluppo delle nostre comunità avviate verso, o meglio, del terzo millennio.
Lo Statuto sardo in vigore all'articolo 44, la legge costituzionale numero 2, che ha attribuito alla Regione Sarda competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, la legislazione sopravvenuta dalla legge 142 del 90, le leggi Bassanini, la modifica del titolo quinto della Costituzione, la legge costituzionale numero 2 del gennaio 2001, eccetera, eccetera, eccetera. Questo insieme di norme ha ridisegnato il quadro complessivo delle istituzioni e dei poteri dai quali non possiamo prescindere, se vogliamo tenere il passo con la modernità, con l'efficienza e con l'efficacia che sono richieste dai modelli e dai ritmi dei processi economici sempre più incalzanti e vertiginosi. Dire federalismo, signore e signori, vuole significare decentramento, sussidiarietà, autonomia, poteri e risorse proprie. Il nuovo titolo quinto della Costituzione ha disegnato questa articolazione dei poteri e delle competenze, che occorre però riempire di contenuti importanti e specifici per evitare che siano vuote e inefficaci enunciazioni. Una delle prime tappe è senza dubbio il nuovo Statuto di autonomia, del quale si parla chissà da quanto, che deve conciliare le precedenti norme statutarie e costituzionali con i nuovi poteri definiti dal modificato titolo quinto della Costituzione e dalla legge costituzionale numero 2 che ha innovato gli statuti delle regioni speciali. Ora ci attende, caro amico Medde, la sfida della Costituente, che si propone di ridefinire e qualificare la nostra specialità autonomistica rispetto a quello che mi pare possa essere giudicato, valutato, interpretato come un appiattimento prodotto dalla modifica apportata dal titolo quinto della Costituzione. Gli enti locali, in questo ambito, potranno incidere in questi processi solo se la Regione sarà disposta a rispettare il ruolo istituzionale e costituzionale, superando la ghettizzazione, è una parola brutta, pesante, ma questo è, nella quale finora è stato tenuto il sistema complessivo degli enti locali territoriali. Va da sé che lo scudo di questo processo è il Consiglio regionale delle autonomie, intesa come sede di compensazione dei poteri, delle decisioni, delle scelte dei processi sociali, economici, culturali e legislativi. Così come a livello nazionale deve essere ribadita l'istanza della Camera delle autonomie locali o delle regioni e la rappresentanza dei vari livelli istituzionali nella composizione del più alto organo di garanzia costituzionale, la cui composizione deve poter essere determinata anche dai poteri locali. Da ultime, anche se non sono esaustive degli argomenti in discussione, le politiche del territorio e dello sviluppo, campo nel quale si giocano i maggiori interessi, quindi la capacità di crescita dei singoli territori e di ciascuna comunità. Il trasferimento alle regioni delle competenze di politica industriale, per esempio, mette in luce la preoccupazione per le conseguenze che derivano dal rapporto esistente fra aspetto federale e competitività economica dei territori. Qui si innescano le competenze ed i poteri, non solo la qualità della scelta dello sviluppo locale, che vede in prima linea comuni e province a giocare un ruolo insostituibile. Se si terranno presenti queste tematiche, la competizione sul territorio non allargherà quello che è il divario fra nord e sud, non allargherà le differenze fra le aree forti e quelle meno forti del Paese e i divari esistenti anche all'interno delle singole regioni. Perciò, mentre procede il processo federalista istituzionale, devono essere colmate le differenze, devono essere eliminate le debolezze strutturali che rischiano di accentuarsi se all'autonomia amministrativa non si accompagnasse l'autonomia finanziaria compensata all'interno di un federalismo solidale, statale e regionale. Per concludere, così non mi faccio bacchettare dal Presidente Melis, per concludere dobbiamo anche guardarci da due possibili pericoli. Il primo è costituito dal neocentralismo regionale, mentre il secondo è dato da una presenza eccessiva e invadente di istituzioni. Per questo motivo la Regione, assieme al suo ruolo nei confronti dello Stato, deve ridisegnare l'intero sistema degli enti locali
con una accurata ed efficiente ripartizione dei compiti e delle funzioni aggiuntive rispetto a quelli già attribuiti dalla Costituzione. Infine, a livello locale dovrebbe essere applicato quello che viene definito il principio della sussidiarietà orizzontale, in base al quale le istituzioni dovranno limitare la propria presenza alle funzioni strategiche, dando spazio e regole alla presenza operativa dei soggetti che rappresentano la società civile nelle sue articolazioni economiche, produttive e sociali. Avremmo così realizzato, signore e signori e amici, in concreto, non solo a parole e con protocolli, la concertazione vera come strumento di governo per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità in una Sardegna federale.